Viaggiare, scoprire, partecipare. Per molti è qualcosa di naturale, ma per tante persone con disabilità vivere il territorio e le sue opportunità non è sempre così semplice. Il progetto di turismo sociale inclusivo nasce per costruire un territorio più accessibile, accogliente e partecipato. Un progetto che coinvolge diverse realtà del Padovano e mette al centro la persona con disabilità, la famiglia e gli accompagnatori. L'obiettivo è semplice ma fondamentale: permette a tutti di vivere turismo, sport, cultura e tempo libero in modo pieno e autonomo. Il progetto promuove attività ludiche, ricreative e sportive, come uscite in bicicletta o attività di gruppo, al fine di favorire benessere, partecipazione e socialità. Ogni attività è supportata da servizi di trasporto, assistenza e accompagnamento, perché anche lo sport può diventare un veicolo di inclusione sociale. Padova diventa inclusiva attraverso visite guidate accessibili ai suoi luoghi simbolo: il Teatro Verdi, il Caffè Pedrocchi, il Palazzo della Ragione, il Bo. La cultura appartiene a tutti e tutti devono poterla vivere. Buongiorno, sono Filippo Faccin, sono un ragazzo nello spettro autistico, sono l'ambassador culturale dei Talents. Nel progetto del turismo inclusivo mi occuperò di illustrare in modo divulgativo e ampio il patrimonio artistico, storico e culturale di Padova, perché per me l'inclusione è molto importante, perché inizialmente mi faceva soffrire il fatto che la cultura me la tenevo solo per me. Adesso invece mi dà soddisfazione espanderla e farla condividere anche con gli altri. Questa esperienza vi piace? Le scuole hanno un ruolo fondamentale. Attraverso workshop inclusivi e video educativi i ragazzi diventano veri e propri protagonisti di una nuova cultura dell'accessibilità. Comprendere i bisogni degli altri significa costruire una società più giusta. Il progetto guarda anche al futuro, per questo propone percorsi di formazione rivolti a operatori turistici, docenti, professionisti del sociale e del sanitario, progettisti pubblici e privati. I numeri parlano chiaro, perché ci sono 7,6 milioni di persone con disabilità e 12,6 milioni di persone con esigenze di accessibilità. Io dico sempre: dove passo io passano tutti. Un altro punto fondamentale è l'inserimento lavorativo di persone con disabilità. Sono stati realizzati dei tirocini all'interno di aziende turistiche locali e nel villaggio olimpico della Fondazione Milano Cortina 2026. Il tema non è l'assistenza, il tema è creare dei contesti che diano valore, che diano opportunità e in sostanza diano autonomia. L'inclusione non è solo eliminare una barriera architettonica. È cambiare il modo in cui guardiamo gli altri. Ogni persona ha diritto a partecipare, viaggiare, fare sport, lavorare e vivere il territorio. Anche voi potete fare la differenza con l'ascolto, con il rispetto, con l'attenzione. L'inclusione parte da una sincera cura quotidiana. Io sono Alessia e lei è mia sorella Sara. Noi siamo Veneto Creators e il nostro progetto si chiama Ruote Libere e parliamo di viaggi e accessibilità. Io sono Damiano, atleta paralimpico e testimonial del progetto Talents. Io sono Sebastiano, il coordinatore del progetto dei Talents e tutor di Filippo Faccin, che racconta arte e cultura da una prospettiva neurodivergente. Insieme abbiamo realizzato questo video per l'ULSS 6 Ogania, raccontandovi il progetto di turismo sociale inclusivo, perché un territorio è davvero ricco solo quando è accessibile a tutti.